con il direttore Farris. Ormai è un ex Resuttana San Lorenzo, però c'è un nuovo percorso, Athletic Club Palermo, ripartite dall'eccellenza, l'anno scorso una salvezza importante al primo anno di attività in questa categoria. Come ci si sente a ripartire sotto un nuovo nome, però con gli stessi progetti e ambizioni? Ci sentiamo più vicini alla città. Allora, il Resuttana ovviamente nasce dai fasti della vecchia Bacicaluppo e arriva in eccellenza con un percorso, devo dire, insomma, importante. Oggi che sei fondamentalmente la seconda squadra a tutti gli effetti di Palermo, vuoi dare quell'immagine appunto della città a tutto tondo. Noi ripartiamo dall'eccellenza con un progetto un po' più ampio, nel senso che la categoria ovviamente è la massima regionale e va fatta con un criterio, perché la federazione, la Lega Nazionale Dilettanti ovviamente tende a questo massimo campionato a renderlo il migliore possibile e noi lo dobbiamo onorare per quello che è ovviamente il percorso, però la visione è qualcosa di più grande. La tua esperienza al Palermo, insomma, ha sicuramente contribuito al percorso della società. Ancora cosa c'è da inserire in quello che verrà? Io ho avuto la fortuna di iniziare con il Palermo di Zamparini, quindi ho fatto subito il professionismo. Devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che sono, mi sento di dire, prestate al dilettantismo, perché hanno idee, hanno voglia. E quello è la base di un progetto che può diventare grande. Io ho dato soltanto poco, hanno fatto tutti i ragazzi, hanno fatto il mister e la società che ha messo a disposizione le proprie risorse, e non sono state poche per poi poter festeggiare all'ultima giornata.